Eccoci arrivati, abbiamo percorso la distanza che ci separava dalla precedente pescheria, quella di Opicina, in 8 minuti e 19 secondi. Sebastiano arriva quindi da Zazzeron tra le 8.03 e le 8.23. Attenzione a ciò che accadrà adesso, perché purtroppo collocherà Sebastiano in prossimità di Lilli proprio nel momento in cui Lilli transita davanti alle telecamere. Sebastiano è quindi transitato nelle prime due pescherie ed è un po' singolare che nessuno dei titolari ricordi il suo passaggio. Adducono come giustificazione il fatto che quello sia un periodo gremito di gente, poiché siamo in prossimità delle feste. Però è anche vero che Sebastiano li va a prendere dei coltelli e questi coltelli qualcuno glieli deve dare, quindi quel qualcuno dovrebbe averlo visto. È chiaro quindi che il suo alibi qui va verificato meglio da parte degli inquirenti. Però abbiamo anche una certezza, visti gli orari. Noi sappiamo che in questo momento Liliana è ancora viva, per cui siamo propensi a pensare che Sebastiano effettivamente è andato in queste pescherie, sarebbe un pazzo ad affermarlo se non fosse vero, e che allo stesso tempo Liliana è ancora viva. Infatti sappiamo che sono circa le 8:15, 8:20, è proprio l'attimo in cui sta per avvisare Claudio del ritardo. Gli dirà: devo passare dalla Wind. E quali sono i modi per passare dalla Wind? Beh, i modi sono diversi, sicuramente c'è quello dell'autobus di Piazza Gioberti che però prevede dei cambi. Sarebbe l'ideale se qualcuno potesse darle un passaggio con l'auto, ma chi potrebbe essere costui, visto che Sebastiano si trova da tutt'altra parte? Intanto, non a caso, ho impostato nel navigatore il percorso per la prossima pescheria. Il navigatore, vi ricordo, fa sempre fare il percorso più rapido, più efficiente, quello meno soggetto anche al traffico, quindi quello più sensato da fare, eccetto le scorciatoie. Vedremo che strada farò per arrivare alla prossima pescheria. C'è da premettere che quando io imposto il navigatore per una destinazione non so minimamente dove passerò e non me ne curo, io vado direttamente alla destinazione. E allora seguiamo l'arrivo alla prossima pescheria perché è il momento clou probabilmente di tutta la vicenda. Questo che intanto vi faccio vedere è il percorso che mi suggerisce il navigatore ed è quindi quello che farò io. 5,6 km per una durata di 10 minuti ed effettivamente vi anticipo già che ci metterò 10 minuti. Non lo so, io non vedo motivi di questo allontanamento, cioè non ho nessun... Non riesco... Noi avevamo una vita, guarda, solare, perfetta, viaggi, amici... Guarda, mi trovo veramente in grande difficoltà, questo... stress... Lo posso immaginare e a maggior ragione la ringrazio per essere venuto qua ospite nostro e forse capisco anche... Ho chiesto io, guarda, sì. Forse capisco anche il motivo per cui lei è voluto partire dal sorriso di Liliana. Ora magari avremo modo di spiegare meglio. Mattino di martedì 14 dicembre, Trieste, Liliana Resinovic sparisce nel nulla. Prima però telefona un suo amico di vecchia data. Mi ha chiamato alle 8:22 per dirmi che veniva più tardi ma non poteva venire presto, diciamo prima delle 9:30, 10. Ha detto: io sono stato l'ultimo a sentirla la mattina del martedì. Ma chi è quest'uomo e che rapporti aveva con Liliana? Abbiamo mantenuto un rapporto di affettuosa amicizia per più di 40 anni. Si è offerta di venire a tirarmi delle camicie. Lei veniva il martedì perché aveva il martedì più libero degli altri giorni. L'amico di Liliana solleva sospetti sul rapporto tra la donna e il marito Sebastiano Visintin. Per lei il matrimonio era diventato, lui non lo sa ma lo so io, era diventato un gioco. Temo per lei che le sia sfuggito qualcosa circa le intenzioni. Dunque un rapporto molto lungo tra Liliana e quest'amico. Ma perché non ne sapeva nulla Sergio Resinovic, il fratello della donna? Ma soprattutto perché Liliana aveva tenuto nascosto al marito Sebastiano che andava da lui abitualmente? Ho detto più volte in questi mesi scorsi, ma perché non dici a Sebastiano che tu qualche volta il martedì vieni qua? E dice no, è meglio di no, è meglio di no. Lei se non era succube del marito era comunque sottomessa in qualche maniera. Ed intanto il nostro tragitto sta proseguendo spedito e ci avviciniamo sempre di più alla nostra destinazione. Una destinazione
che riserverà una sorpresa e ci porterà a fare sicuramente delle valutazioni. Mi sorprende solo che chi ha analizzato i percorsi e i tragitti non si sia reso conto di quanto sto per mostrarvi. Mi riferisco in particolare a quei giornalisti che stanno lì da 20 giorni. Queste cose qua veramente mi lasciano sotto shock, perché i nostri amici, le nostre così dicevano, guarda, noi tante volte le sue amiche. Ma era triste in quest'ultima cena, quell'immagine che vediamo, Sebastiano? Ma ma assolutamente no, forse era stanca perché eravamo in sauna tutto il giorno, forse si era un po' stancata. Non lo so, comunque è stata una bella cena con gli amici così, perché stavano per partire, allora ci avevano invitati l'ultimo momento, proprio l'ultimo momento, e sul momento Lilli non voleva venire e ho detto: Lilli, cosa facciamo? Andiamo, non andiamo? E ma lei Michaela fa: ma dai, venite, dai, Natale. Lei a Cecilia ha detto di non essere una persona gelosa. Naturalmente gli inquirenti hanno anche eventualmente vagliato questa pista, ma perché allora Liliana non le ha detto niente di questo diciamo appuntamento così ripetuto con quest'altra persona? Lei non ne sapeva niente? Guarda, io è la prima volta che sento anche parlare questo signore qua, perché io avevo letto sul giornale ieri, però cioè lei non l'aveva mai sentito nominare né parlare? Lui dice di essere amico da 40 anni. No, assolutamente no. Questo non ho dubbi, perché lei può darsi anche che ci siamo visti, ma tantissimi anni fa, quando andavamo a vedere le gare sul Carso, a Basovizza, di qua e di là, lei incontrava i suoi amici che correvano ancora, che anche questo signore che adesso io poteva essere un contatto, ma le sembra, cioè a lei però è possibile, è credibile che Liliana andasse a stirargli le camicie? Le faccio una domanda: voi avevate problemi economici? No, cioè c'era bisogno che Liliana magari... Ma figuriamoci. Guarda, l'unica cosa che non avevamo era problemi di soldi, perché comunque eravamo gente che comunque non spendeva, sì, facevamo i viaggi o andavamo di qua e di là, però sempre in alberghi di poco costo, mangiare magari non c'era la necessità, diciamo, di andare a fare pulizie o andare a stirare no, ma figuriamoci, le camicie. Lei ci ha anche detto che non ha... Ma guarda, io ho visto il suo conto in banca. Sì. Io ho visto il suo conto in banca perché mi hanno chiesto di guardare se c'era qualche lettera, qualcosa. Poi là sono andato per la prima volta a rovistare il suo cassetto, che non ho mai aperto, i suoi cassetti, il suo armadio non ho mai aperto, non ho mai voluto mettere le mani dentro. Ed incredibilmente nel tragitto per andare alla prossima pescheria ci siamo trovati a passare proprio davanti al centro wind di via Cesare Battisti numero 20. Adesso vedremo la distanza: solo 650 metri separano la pescheria in cui sta andando Sebastiano dal centro wind, dove più o meno a quell'ora, un po' dopo, deve proprio andare Liliana. Allora qualcuno potrebbe pensare, ad esempio, che Sebastiano passando casualmente vede Liliana e la fa salire a bordo, ma in realtà Liliana in questo momento difficilmente può essere già al centro wind. Completiamo il tragitto per stabilire a che ora arriveremo alla pescheria e dopo faremo una leggerissima divagazione che ci farà capire forse cosa è accaduto quella mattina.
l'ho visto, io non l'ho visto quel giorno là. 14 era martedì, lui è passato al 15, il mercoledì. Al di là del fatto che anche in questo caso non arriva la conferma da parte della pescheria, ma noi siamo propensi a credere al fatto che Sebastiano sia davvero andato il 14, perché è una cosa appurabile da parte degli inquirenti e sarebbe stato grave se lui avesse mentito. In ogni caso noi adesso siamo arrivati alla pescheria in questione, che si trova a solo 650 metri dal negozio Wind dove deve andare quella mattina Liliana. Vediamo che ora si è fatta. Ragionevolmente adesso sarebbero le 8:13 o le 8:33, proprio l'orario in cui Liliana sta per uscire di casa. E allora se Sebastiano è qui, non essendo ubiquo, non può essere dalle parti di Piazza Ale Gioberti, a meno che Sebastiano non abbia fatto un'altra strada. Da lì sono andato per Ferdinandeo, il parco, e sono andato alla rotonda del Boschetto e poi sono andato in via Giulia e lì c'è un'altra pescheria. E attenzione perché infatti Sebastiano parla di un altro percorso, 5,3 km, 8 minuti di distanza. Un'altra cosa da notare è che alla pescheria di via Giulia lui smette di dire gli orari ipotetici di arrivo. Attenzione, è il passaggio chiave. Lui per andare alla pescheria di via Giulia passa dalla rotonda del Boschetto. Allora, orario previsto alla rotonda del Boschetto 8:11/8:31 a seconda delle versioni. Naturalmente dobbiamo inserire qualche minuto in più, poiché lui quando scende a prendere i coltelli sicuramente si intrattiene qualche secondo a parlare, per cui il nostro margine può essere di 3-4 minuti in più. 8:15, 8:35. Attenzione a questi dati. Questa in cui mi trovo adesso è proprio la rotonda del Boschetto. Lì sono andato per Ferdinandeo, il parco, e sono andato alla rotonda del Boschetto e poi sono andato in via Giulia e lì c'è un'altra pescheria. Io ho un alibi perfetto. Un alibi perfetto, ci aveva detto così Sebastiano. Attenzione per chi non l'avesse capito, mi trovo al bar dove andai in prossimità dell'ingresso del parco. La rotonda del Boschetto dista 28 secondi di auto dal bar che si trova di fronte all'ingresso della salita del Boschetto. E laggiù vedete anche Piazzale Gioberti. E come quindi avete visto, dalla rotonda del Boschetto arrivare a Piazzale Gioberti è proprio un attimo. Andiamo a vedere con la mappa esattamente distanza e durata. Quindi Sebastiano sul tragitto per andare alla terza pescheria si è autocollocato alla rotonda del Boschetto. Abbiamo stimato che giunga lì intorno alle 8:31. La rotonda del Boschetto dista da Piazzale Gioberti 550 metri, un minuto. Quindi Sebastiano intorno alle 8:32 può benissimo essere in Piazzale Gioberti. A che ora passa Lilli? Lilli viene avvistata dalla fruttivendola alle 8:30, è fin troppo perfetto tutto. Andiamo a misurare anche la distanza tra la rotonda del Boschetto e l'ingresso del parco. 270 metri, con l'auto ci vogliono sì e no 40 secondi, quindi alle 8:32
Sebastiano è anche in prossimità possibilmente dell'ingresso della risalita che porta al punto dove lei verrà poi trovata morta. Adesso c'è da chiedersi se Sebastiano prima di uscire di casa le abbia vocalmente dato appuntamento alla rotonda del Boschetto o all'ingresso del parco o più probabilmente a piazzale Gioberti, come pensa anche Claudio Sterpin. Non esiste possibilità che lei si sia suicidata. Anche le modalità è una modalità da una messa in scena. Insomma. Era tranquilla quella mattina quando lei sentiva? Tranquillissima come tutte le altre, non so come, perché lei possa aver cambiato strada, perché questo è successo per volontà sua o no in piazzale Gioberti. Cosa accade in auto o cosa porti alla morte di Lilli non lo sappiamo, ma quello che sembra certo è cosa accade quella mattina. Sebastiano avvisa Liliana che potrà darle un passaggio perché partirà per andare a fare le 2 pescherie fuori zona, Opicina e Cattinara, dopodiché ripasserà da piazzale Gioberti perché deve andare nella pescheria di Via Giulia, che non solo si trova sul tragitto di Sebastiano, Cattinara, Via Giulia, ma si trova anche sul tragitto che porta da piazzale Gioberti alla Wind. Quindi Liliana, invece di prendere 2 bus, prende un passaggio dal marito. Nessuna quindi deviazione di tragitto, tutto molto automatico, tutto studiato, pianificato, o quando la donna sale in auto succede qualcosa che poi porta alla morte? Vi faccio vedere questo percorso che ho ricostruito ipoteticamente. Partiamo da Zazzeron di Cattinara, passando dalla rotonda del Boschetto, quindi la strada che possiamo percorrere addirittura passa da via Damiano Chiesa, quella dove i coniugi Visintin abitano, passiamo da piazzale Gioberti, quindi prendiamo la rotonda del Boschetto, arriviamo alla Wind di Cesare Battisti e da lì arriviamo alla pescheria di Via Giulia, tutto dritto, tutto rapido, in soli 17 minuti passiamo dalla pescheria all'interno del centro commerciale Zazzeron alla pescheria di Via Giulia. Lui dice di metterci 20 minuti, mentre noi in soli 17 minuti siamo riusciti a fare un percorso che ci ha portato da Zazzeron alla pescheria di Via Giulia, prelevando anche Liliana, che adesso però si suppone sia a bordo dell'auto. O meglio, abbiamo matematicamente dimostrato che le tempistiche hanno portato Sebastiano in piazzale Gioberti, o quantomeno matematicamente a 500 metri perché lo dice lui, esattamente nell'orario in cui Liliana è uscita. Ma è difficile pensare che sia adesso che la donna muore e sia adesso che viene portata dove verrà ritrovata. Io ho un alibi perfetto. Un alibi perfetto. Ci aveva detto così Sebastiano. Non so se è stato Sebastiano a uccidere Liliana e io continuo a sperare di no. Ma una cosa è certa, il suo alibi è crollato.